finalmente un altro tassello è stato aggiunto, come dicevo, a questa storia che è un po' infinita comunque. Però sì, contenta del risultato. Adesso probabilmente ci sarà la richiesta per la Cassazione da parte della difesa, quindi speriamo che entro fine anno si possa chiudere questa storia, perché per me, per la mia famiglia, ma anche per le due donne che sono già quasi 5 anni che non ci sono più. Era in aula Martina Sandre, figlia di Fiorella, quando la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato l'ergastolo per Sergio Miglioranza, il 73enne accusato del duplice omicidio della moglie Franca Fava, 68 anni, e della sua migliore amica Fiorella Sandre, 74, entrambe morte nel rogo della loro abitazione di via Feltrina a Castagnole di Paese. Anche per il secondo grado di giudizio non ci sono dubbi sulla colpevolezza dell'uomo, sul fatto dunque che sia stato lui ad appiccare le fiamme alla casa con le due donne dentro quella maledetta notte del 10 giugno 2020, e questo allo scopo di intascare i 280.000 euro dell'assicurazione. 11 punti di innesco contati dai pompieri che fin da subito parlarono di un incendio doloso violentissimo nella dinamica. In 8 minuti la devastazione, con Franca e Fiorella che avevano già qualche problema di deambulazione, rimaste intrappolate in un inferno di fuoco. Le vie d'uscita, altro elemento, erano state bloccate con del materiale. Martina Sandre oggi racconta di quella madre sempre presente che aveva deciso di vivere con l'amica Franca per aiutarsi vicendevolmente. Anche per lei l'incriminazione di Miglioranza fu all'epoca uno shock. La notte stessa sono andata anche in ospedale io, mentre i vigili facevano il loro lavoro, giustamente, che anzi ringrazio sempre, ringrazierò sempre. Quindi ho parlato anche con lui, cioè lui mi ha detto che praticamente stava cercando di portare via delle bombole, stava cercando di uscire. E più volte in quasi 5 anni di indagini e processi quell'uomo se lo è ritrovato davanti. Ogni volta lo guardo con indifferenza, perché secondo me non ha neanche senso arrabbiarsi perché alla fine non è un uomo, perché se fosse stato uomo avrebbe cercato di aiutare le due donne. Per me è un uomo che non vale niente, Il perdono. C'è spazio per il perdono in questi casi? per quanto mi riguarda no. Perdonare no. Essere indifferenti sì. Avevo solo lei come famiglia, mia mamma era ragazza madre, cioè mi ha tirato su da sola, cioè non mi ha mai fatto mancare niente, quindi ho perso praticamente una parte di me, perdendo lei ovviamente.